poter parlare di queste cose sono cose che io comunque avrei voluto parlarne più volte, ma sono cose molto pericolose. Certo. A parlare un uomo che è stato taglieggiato dalla mafia. Aveva inviato un SMS in trasmissione l'imprenditore padovano che ha accettato di raccontare a Focus, intervistato al telefono dal direttore Luigi Bacialli, la sua storia. La cosa è cominciata nel 1983 a Padova, appunto, e mi avevano commissionato, non faccio nomi perché è meglio di no, mi avevano commissionato un lavoro importante che all'epoca veniva fuori circa sui 10 milioni di lire e di materiale pubblicitario. La ditta risulta inesistente e le ricevute bancarie emesse vengono respinte, solo l'inizio di quello che diventa un incubo. Dopo un mese, due circa, si sono presentate appunto queste due persone eleganti con una macchina, un Mercedes, e praticamente mi hanno detto che loro erano a conoscenza di questo fatto e che avevano una partecipazione con questa ditta, insomma in poche parole mi hanno detto che mi avrebbero anticipato questi soldi, che comunque io avrei dovuto dopo restituirli senza interessi bancari. All'epoca giovane imprenditore, l'uomo si fida e accetta i soldi. Quello che gli era apparso un gesto di generosità lo intrappola nei tentacoli della piovra che quei soldi li pretende con interessi altissimi. Lui prova a resistere e all'inizio non paga. Mi hanno bruciato appunto la serigrafia e là ho capito che la cosa era grave, molto grave. Lei non ha, diciamo che non ha avuto il coraggio di fare una denuncia vera e propria, mi diceva però che poi le hanno bruciato l'azienda una seconda volta e che comunque hanno minacciato di morte sua moglie, sua figlia, insomma no. Sì. È per quello che dico che a un certo punto non è questione di coraggio di non voler denunciare queste persone, è questione che quando ti minacciano la famiglia uno ha le mani legate, non può più fare niente, perché io ho capito che facevano seriamente questi qui.